Mamma mia. Allora qua adesso scendiamo e di qua si torna giù verso da dove siamo venuti su, in poche parole. Boh, ci fermiamo a mangiare qui allora. Guarda che bel posticino. Ci siamo persi. Allora qua stiamo seguendo il sentiero delle biciclette perché abbiamo, diciamo, sbagliato. Là dove ci siamo fermati a mangiare si doveva girare, stare sulla destra e andare su per di là, che poi c'è la strada che torna giù. Noi invece siamo andati a sinistra, abbiamo seguito il sentiero che scende fino qui. Prima o poi forse ci riconduce nella nostra posizione originaria. C'è una casamatta. Guarda qua. I lupi a Gemona, ne guarda come per dire, cosa che te va? Ma che ferrovia è quello lì, Pedemontana? Quello si chiama Pontebana. Ah, Pontebana. Negli anni d'oro la stazione di Pontebba contava 700 dipendenti delle ferrovie dello Stato. Questa deve essere l'altra grotta che io ho visto con la frana. Ce n'era due biforcazioni. Ora siamo su una adiacente perché dovremmo essere in parte al forte, che è qua. Parla così qua in bicicletta e... No, ma fino alle Grave non è un problema. Io ti aspettiamo qua sotto l'entrata. Vedo che si chiama Colle di Sant'Agnese, no? Questa era la cannoniera. Questa è una cannoniera. Qua sparava però di là. Di là sparava? Questo è un museo. Sono tutte fatte così. Il vecchio e il nuovo lo avvicinano tutto così. All'interno della fortezza di Osoppo. E questo lo chiamano il Collo di Napoleone, è stato edificato durante le guerre napoleoniche, questo qua. Questo era il palazzo del governatore.
No, non è qua, è andato dall'altra parte. L'ho perso di vista. Gigi non si riprendono le ragazze. Qui ci sono le sovrapposizioni di varie epoche militari. Questa è ancora di carattere napoleonico. Questa è quella attrezzata per la Grande Guerra. In barbetta, le controscarpe, queste sono le cose in barbetta. È una cosa prospicente verso fuori la barbetta. Ah, La scarpa, ah. fronte di gola, barbetta, deposito Sì, di perché barbetta. poi i miei spettatori mi chiedono queste robe qua e io cosa gli rispondo? Ti caccio nei casini. Devo far finta di sapere. Forza voi. A voi saluto. Devi sapere per forza. Quanto mai? Qui c'è tutto quanto un sistema. Una di canoniera. Qui è tutto coperto, tutto quanto blindato coperto. Qui è sempre di un'altra epoca, non ha niente a che vedere con la Grande Guerra. Sempre napoleonica sta qua, scommetto. Grazie. Prego. Qua c'erano 4 cupole di 4 cannoni da 149. Il G, Ghisa? Ecco, una roba l'ho imparata. A fusto rigido, probabilmente provenienti dall'Africa. Se erano color sabbia venivano dall'Africa. Sì? Sì.
Perché erano insabbiati. No, erano colorati di sabbia per essere mimetizzati, no? Sì. Per essere nella sabbia. Adua nel 96, Nell'896. nell'896. Perché andavano Queste qui è le mura principali. Fuori dalle mura principali loro hanno costruito questo sistema. Più non posso. Quando gli austro-ungari ci sono passati, questo qua aveva ancora resistito per un pochettino, lungo la linea del tagliamento che è qui dietro, dal Collovrat dove si deve andare, hanno tagliato tutto quanto dritto e hanno preso diverse posizioni. Qui battevano, gli battevano lungo il tagliamento. Sì, sono più grandi con i giragogna. Quelli di Ragogna sono quelli che abbiamo visto, sono più grandi. più grandi di questo buco qua. Quello di Montefesta. Se questo occupava tutto il vento. Questo è corazzato. Sì. Eccoci qua. Doppio strato, doppia camera, con tutte doppia camera, anche per subire gli impatti credo. Ecco, questa è uno degli accessi alla cannoniera. Ehi! Oh! E infatti è una fognatura credo. Per cui questa era una fortezza già veneziana nel 524, XIV secolo. Wow, pensa a generazioni militari. Adesso andiamo a berci un caffè.
le pecore. Poi è cominciata la transumanza.